3, 2, 1. Fiscalità, piano case paritarie. Cosa si è discusso oggi tra ANCI Veneto e la Regione? Beh, si è discusso di problemi importanti del nostro territorio del Veneto, un ruolo importante che hanno i sindaci, che quindi ha ANCI Veneto nel confronto quotidiano con la Regione. Non a caso abbiamo parlato di piano casa e di una disponibilità da parte della Regione di ascoltare assolutamente le istanze dei sindaci e per quanto possibile anche accogliere eventuali mozioni o proposte nel momento in cui vanno a migliorare questo progetto. Il tema delle paritarie che vede il Veneto da solo, isolato rispetto al resto d'Italia, dove i veneti pagano le scuole paritarie perché lo Stato non è in grado peraltro neanche di fornire gli edifici per questi ragazzini. Stiamo parlando di 94.000 bambini e la Regione del Veneto investe ogni anno 18 milioni di euro per questa partita. Ed infine in generale la partita importante, anche se è più eterea in questo momento, che è quella del Consiglio delle Autonomie. Il pensare di mettere in piedi il Consiglio delle Autonomie direttamente con una legge del Consiglio regionale significa avere una sede deputata per discutere direttamente con le autonomie locali e quindi con i sindaci. Perfetto, grazie. Buon lavoro.